Ala era a Kiev e ha visto morire i suoi amici, quelli a cui dava il pranzo alla mensa volontaria di piazza Maidan. Questa protesta insanguinata di cui oggi tutto il mondo parla è iniziata già a novembre dopo l'ennesima azione di Yanukovych contraria alle richieste del popolo, l'ennesimo accordo con Putin. Da allora il presidio sempre più numeroso nel cuore della capitale. Il nostro presidente con le sue bugie ci ha fatto credere alle persone, per scegliersi 4 anni fa, ci ha fatto credere alle persone che lui ci porterà in Europa, che ci porterà ai progressi. Quasi 2500 i membri della comunità ucraina a Venezia, circa 2000 a Treviso, un migliaio a Padova e Vicenza, una quantità di persone che ha fatto un salto numerico tra il 2005 e il 2006, quando in Veneto giunsero ben 6000 donne ucraine per fare assistenza domestica. Molte infatti, come anche Ala, sono infermiere professionali che a Kiev nel 2002 prendevano uno stipendio pari a 80 euro. Oggi nel paese la pensione media non supera i 100 euro al mese. I poveri si contano a migliaia per la strada, mentre il figlio di Yanukovych, dentista, oggi è un imprenditore con aziende in tutta Europa. Dal Veneto partono a gruppi alternati in continuazione. Adesso in ultimi giorni partiamo tanti di massa, chiedono ferie per conto suo, ferie guadagnate per andare là a aiutare il popolo. Questi sono i cartelloni con cui gli ucraini veneti hanno percorso Venezia un paio di settimane fa. Domani torneranno in strada a Mestre dalla stazione fino a Piazza Barche per dire basta all'eccidio. E anche a Roma domenica è prevista un'altra manifestazione, a meno che non ci siano novità dalle trattative in corso, perché gli ucraini veneti vogliono la loro terra libera, dove poter tornare un giorno per vivere in modo civile e dignitoso. Manca tutto, i medicinali, ci sono tanti feriti che non hanno possibilità di essere curati in primi momenti, ci manca tutto, chiediamo aiuto, vogliamo essere liberi, indipendenti.